Sono 20 in tutto i bambini che frequentano la scuola elementare del piccolo comune di Rocca Pietro e per molti di loro è stata la prima visita a Longarone. E la potenza devastante dell'acqua, il comune denominatore che unisce il loro paese alla comunità che 56 anni fa venne cancellata da uno dei più gravi disastri ambientali provocati dall'uomo. Abbiamo notato delle fragilità, tant'è vero che alcuni bambini a un certo punto ci hanno detto: maestre, noi non vogliamo più parlare di Vaia, perché avevano proprio questa sofferenza dentro. Alla tempesta Vaia posteriori piccoli hanno reagito bene anche grazie alla solidarietà ed è tramite i loro amici volontari dell'associazione Un Cuore da Cavaliere di Venezia che hanno potuto conoscere i luoghi della tragedia del Vajont. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata le espressioni di alcuni bambini. Una volta che siamo arrivati in paese ci hanno accolto con grandi abbracci, grandi sorrisi e la frase che mi ha colpito di più è stata: voi siete i nostri angeli. È toccato al primo cittadino di Longarone accogliere i piccoli e trasferire loro l'importanza della solidarietà. E quindi io ringrazio soprattutto gli amici che da Venezia sono venuti qua, che hanno trascorso tante giornate a Rocca Pietro cercando proprio di aiutare quella comunità a ripartire e che oggi di fatto abbiamo un po' riunito in questo momento che è stato molto bello dal punto di vista anche emotivo e commovente. A chiudere lo scambio dei doni e dell'acqua nei celeberrimi versi di Gabriele D'Annunzio.